saluto a tutti coloro che sono collegati. Oggi abbiamo, a parte il bollettino, abbiamo anche due brevi comunicazioni. Volevo però ricordare che oggi è la festa della liberazione, quindi non si può, come si può dire, che esprimere un pensiero in questa giornata, che è una giornata particolare, la festa della liberazione, è anche la festa del nostro patrono San Marco, per i veneziani in particolar modo la festa del boccolo. Liberazione per noi vuol dire resistenza. Voglio ricordare, ricordo che l'anno scorso, un anno fa esatto, ero a Vittorio Veneto alla celebrazione del Capo dello Stato. È bene ricordare che nella resistenza sono morti 54.000 partigiani, non si sente, sono morti 54.000 partigiani, ed è bene ricordare che di questi 54.000 oltre 6.000 erano veneti. E quindi il pensiero va al movimento della resistenza, a quello che ha significato nella nostra storia. È un pezzo importante della nostra storia, della democrazia di questo paese. Qualcuno avrà visto che ho fatto un intervento scritto, per questa commemorazione, e in quell'intervento ovviamente ho ricordato i passaggi fondamentali. Non ho ricordato ovviamente questi numeri che vi sto dicendo adesso. Ricordo che la resistenza è iniziata formalmente il 3 settembre del 43, da noi in Veneto è iniziata il 10 settembre del 43 con la fondazione presso l'Università di Padova del Comitato Nazionale di Liberazione, con Concetto Marchesi, Egidio Meneghetti e Silvio Trentin. Non a caso l'Università di Padova ha anche la medaglia d'oro al valore. E detto questo, un passaggio fondamentale vorrei ricordare della resistenza e anche di una figura che ricordo spesso, che a mio avviso è una figura centrale nella storia del Veneto, che è quella di Tina Anselmi, che io non ho mai conosciuto peraltro, però se leggete la storia di questa veneta valorosa, ne viene fuori sicuramente quella parte di resistenza. Lei era la Staffetta Gabriella, in codice aveva questo nome, no? Lei aveva 17 anni quando il 26 settembre del 44 ha visto l'impiccagione a Bassano dei partigiani. Sapete che c'è ancora il viale, con quel famoso viale che purtroppo è diventato famoso per quell'impiccagione pubblica che è stata fatta a Bassano. E lei, sì, viale dei martiri, grazie. E lei appunto a 17 anni vide questa atrocità, e da lì si motivò, appunto siamo nel settembre, il 26 settembre del 44, si motivò per entrare nella resistenza come staffetta. Ricordo Tina Anselmi perché poi ha continuato queste sue battaglie anche nelle istituzioni, oltre ad essere stata la prima donna ministro e avere un sacco di incarichi. Io ricordo sempre con piacere che Tina Anselmi è colei che ha dato vita al sistema sanitario nazionale. Era il 78, se non ricordo male, 1978. E quindi lo diciamo con orgoglio il giorno della liberazione, perché poter, in un momento nel quale si parla di Covid, si parla di sanità eccetera, penso che la storia non sia acqua, e penso che questa idea dei Veneti, no, che si va a concretizzare con il primo ministro donna, che ci dà poi l'opportunità di dire siamo orgogliosi di aver noi dato con una nostra veneta vita al sistema sanitario nazionale, sia un fil rouge, no, che ci unisce. Ovvio che questa celebrazione del 25 aprile oggi purtroppo ci porta a vedere, l'ho scritto anche in quel commento, ci porta a vedere la doppia tragedia di chi spesso ha vissuto la resistenza e ha vissuto una liberazione e si è trovata un'altra resistenza che non ha vinto, che è quella del coronavirus, perché ricordo che questa, che tanti definiscono la tragedia dei nonni, l'età media dei morti in Veneto è di 82 anni, siamo oltre i 1200 morti, e ci dice anche che molti di questi cittadini hanno vissuto direttamente o indirettamente quel periodo storico della resistenza, ma soprattutto sono persone che hanno dato tantissimo alla nostra comunità e hanno fatto grande questo Veneto. Vi ricordo che dopo la seconda guerra mondiale questo Veneto ha conosciuto un grande movimento migratorio. Siamo andati a impollinare tutto il mondo, ma impollinare di civiltà, di laboriosità, di operosità. I Veneti non sono andati in giro per il mondo a riempire le carceri, lo dico sempre questo. Quando
parlate del Veneto nel mondo, dovete sapere che abbiamo una grandissima reputazione e questo lo dobbiamo ai nostri emigranti, che magari sono tornati a casa dopo aver fatto la guerra, dopo aver fatto magari la resistenza, i sacrifici, e gli emigranti in molti casi alla fine hanno trovato ha perso la loro battaglia finale col coronavirus. E sempre nell'ambito delle citazioni ricordo Seneca nel De Brevitate Vitae, e chi avesse la possibilità di leggere non sa neanche, adesso forse non si debbono dire queste robe, ma insomma su internet lo si trova integrale con una velocità unica. Se potete comprate il libro, ma se non avete tempo, non potete uscire o decidete di stare in casa, lo trovate, si legge velocissimamente il De Brevitate Vitae, e Seneca fa tutta una riflessione sulla vita, e questa riflessione sulla vita è importante perché alla fine, se dovessi fare un sunto dice un sacco di belle cose sulla vita, ma ne dice una importante, dice che la vita non è breve, è l'uomo che la rende breve, e questo è il punto di riferimento. Quindi chi fa gesta grandi nella vita, chi comunque, come si può dire, apprezza la vita in ogni istante, la rende molto più lunga di chi invece questa vita non l'apprezza o non si rende conto che gli scorre sotto le mani. Finisco e chiudo. Ho ricordato giustamente la festa della liberazione, e ricordo anche San Marco, che è il nostro patrono. San Marco per noi significa una bandiera che ha 1100 anni di storia. Pensate, è l'unica bandiera che riporta la parola pace al suo interno nel mondo. Pax tibi Marce Evangelista meus. Pace a te, Marco mio evangelista. Dobbiamo essere orgogliosi di questa bandiera, è il nostro gonfalone, la nostra bandiera, segna la storia di un popolo, non un popolo di guerrafondai, perché la Repubblica Veneta comunque ha dimostrato di aver portato civiltà nel bacino del Mediterraneo. Pensate che se andate ancora oggi, e poi chiudo perché mi rendo conto che è bene che chiuda, se andate ancora oggi, perché mi fanno prendere questi temi, mi prendono, se andate ancora oggi alla Biblioteca Nazionale di Atene, trovate i trattati tra gli ateniensi e i russi, scritti in che lingua? La diplomazia del Mediterraneo? In Veneto. Questo è il Veneto. E quindi un augurio a tutti di buon San Marco, e ovviamente ai veneziani in particolar modo per la festa del boccolo, e a tutte le signore. Quindi spero che si sia ripristinata questa tradizione anche quest'anno, con le limitazioni del caso che ci sono. Abbiamo anche a questo punto, nel ringraziarvi e scusarmi per questa digressione, vado subito al bollettino. Abbiamo passato ovviamente i 300.000, siamo a 306.000, praticamente sono 307.000 di fatto. Abbiamo 10.681, vedete che ogni giorno abbiamo 6-10.000 tamponi in più. In isolamento abbiamo 8.722 persone, sono 800 in più di ieri, e i positivi sono 17.391, sono 162 più di ieri. Sui positivi vorrei spendere solo una parola. Spesso ci si concentra anche sulla stampa, sulle valutazioni, anche, perdonatemi, anche di qualcheduno che è esperto di virus e di queste battaglie, ci si concentra sul numero dei contagiati. Vi ricordo che il numero di contagiati è uno degli indicatori, ma non è neanche in questo caso un grande indicatore da come la vediamo noi. Il vero tema sono i ricoverati, sono coloro che sono nelle terapie intensive, perché avendo questo virus una peculiarità, che ha il contagiato asintomatico e il contagiato sintomatico, capite che lo screening e la ricerca del contagiato, del positivo, è una ricerca che è direttamente proporzionale al numero di tamponi che fai, quindi più tamponi fai, più positivi rintracci, il che non vuol dire che le diverse comunità si possano mettere in una classifica in base al numero dei contagi, perché bisognerebbe vedere anche parallelamente il numero dei tamponi fatti. I ricoverati sono 1234, sono 55 in meno rispetto a ieri. Le terapie intensive sono 129, e quindi una in meno rispetto a ieri. Vedete che sta scendendo. I dimessi sono 2435,
sono 63 in più rispetto a ieri, e quindi se andate a vedere il dato ricoverati e dimessi, abbiamo più dimessi di ricoverati, perché i ricoverati sono meno 55, i dimessi sono più 63, e quindi avete un dato importante, cioè avete 63 persone in uscita e non abbiamo caricato ricoverati, anzi sono diminuiti di 55. I morti sono sempre purtroppo 10.053 negli ospedali, sono 27 in più, sì scusate, 1.053 negli ospedali, sono 27 in più quanti sono? 1.288 in generale, quindi abbiamo 1.288 morti e 79 nati. Piccole considerazioni. Noi abbiamo fatto anche stamattina, ovviamente con gli assessori Buttacin e Lanzarin e ovviamente lo staff, la videoconferenza con tutti gli interlocutori della sanità, come tutte le mattine. Resta la pressione e l'apprensione rispetto alla possibilità che ci si possa rinfettare in maniera importante. È pur vero che tutte le comunità hanno avuto, ve l'ho già detto ieri, una curva di 70 giorni, cioè l'incremento della curva del picco dei contagi e dei ricoverati, scusate, e quindi la chiusura e l'inizio della fase di convivenza. È una fase di convivenza che affrontiamo e dobbiamo affrontare con responsabilità, con molta lucidità, sapendo che atti eroici possono diventare pericolosi. Lo dico perché abbiamo sempre la preoccupazione del fatto che qualcuno possa interpretare gli ultimi provvedimenti, non solo la mia ordinanza, ma anche quello che avverrà nei prossimi giorni con i DPCM da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, che possa accadere che ci sia ancora qualcuno che dia una lettura di liberazione totale. Non sarà così. Conviveremo con la mascherina, conviveremo ancora col distanziamento sociale, con il liquido igienizzante per le mani, i guanti ove necessario, ove possibile, e l'avere dei comportamenti che diventeranno quasi ordinari. Chi di noi si dimentica di uscire con la mascherina? Ormai è normale, no? Che cerchi le chiavi dell'auto e la mascherina. Ve lo dico perché è fondamentale la collaborazione di tutti in questa fase. I provvedimenti che noi abbiamo adottato, e poi vi ho fatto fare anche un prospetto che lo vorrei far vedere anche ai cittadini, sono provvedimenti assolutamente in linea con quello che prevedono i diversi DPCM. C'è anche l'avvocato Botteon che poi per l'avvocatura ci segue i provvedimenti, se volete poi anche a disposizione. Lo dico perché onestà intellettuale vuole che si dica e si chiarisca bene che questi non sono passi in avanti o salti in avanti della regione rispetto a... Noi siamo allineati e coperti con quello che prevede la legge. Abbiamo sicuramente cercato di fare un allineamento rispetto ad alcuni dati, adesso vi farò vedere. La Regione Veneto non si è inventata nuove aperture. Vedo delle trasmissioni nazionali, ho viste anche sta settimana, prima ancora di questa ordinanza, che vogliono far passare l'idea che noi abbiamo dato vita a nuove aperture. Non c'è possibile. Quello che di aperto c'è è aperto perché comunque ci sono dei decreti che lo spiegano. Adesso vi faccio vedere una proiezione che l'avvocato Botteon ci ha fatto e sarà anche a disposizione, oltre alla mia esposizione che farò veloce, per dare anche spiegazione di quello che è accaduto, perché la memoria storica mi rendo conto che da quel 21 febbraio forse ci fa perdere anche un po' la tramontana. Allora, vediamo un attimo. Si carica? Spegniamo anche la luce dopo. Vi dà fastidio se chiudiamo la luce? Mi sembra che si veda meglio. Eccolo. Allora, abbiamo fatto con l'avvocato Botteon e con gli assessori questo prospetto che poi vi diamo. Abbiamo fatto con l'avvocato Botteon e con gli assessori questo prospetto che poi vi diamo. Allora, cronologia delle fonti delle limitazioni di attività personali ed economiche. Tutto è avuto inizio con il punto 1, l'ordinanza congiunta, che è l'unica della storia congiunta,
del Ministro della Salute col Presidente della Regione. Era il 23 febbraio, dopo 2 giorni dal caso dei primi 2 contagiati di Bo. Cosa si decise in quell'ordinanza? Divieto di eventi pubblici in carnevale, ve lo ricordate, la chiusura delle scuole, la sospensione delle gite, la chiusura dei musei, l'isolamento dei soggetti provenienti da zone infette, ci fu, vi ricordo, la quarantena di voi in quell'occasione, misure igieniche, si introdusse subito il tema del lavaggio delle mani, distanziamento delle persone con problemi respiratori. Vedete che non ci sono le mascherine. Le mascherine, secondo il comitato scientifico, in quel momento non erano oggetto di discussione. Limitazione di accesso dei visitatori nelle case di riposo. Vi ricordate che vi dico? Tutti si dimenticano che noi già il 23 febbraio avevamo previsto la limitazione degli accessi. Scorriamo il 2, grazie Danila, 8 marzo, quindi esattamente dal 23 saltiamo all'8 marzo, il primo DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che porta delle nuove limitazioni. Compaiono 3 aree rosse in Veneto, ve la ricordate? Padova, Treviso e Venezia, che io contestai, dissi è inutile fare 3 aree rosse, se Veneto è rosso e quindi è in pericolo, è pericolo tutto, tanto è vero che scrissi anche. Prevedeva cosa questo DPCM dell'8 marzo? La chiusura prefestiva e festiva, l'obbligo di uso di dispositivi, bar e ristoranti aperti fino alle 6 di sera, divieto di spostamento personale se non per lavoro, salute e necessità, divieto assoluto di uscita di casa da parte dei positivi, divieto di eventi collettivi e conferma chiusura scuole. Sostanzialmente si inaspriva un po' di più l'ordinanza. 9 marzo, un giorno dopo, cioè l'8 il Presidente del Consiglio fa un provvedimento e il giorno dopo ne fa un altro. Estensione a tutto il territorio nazionale, questo è il punto cruciale, delle limitazioni. L'emergenza diventa nazionale. Andiamo all'11 marzo, 2 giorni dopo, eccolo qui, chiusura totale delle attività economiche, produttive e commerciali, limitazioni personali e conferma delle precedenti. Qui c'è la prima ordinanza regionale, che è il 20 marzo, dopo esattamente 9 giorni, io firmo un'ordinanza che è quella famosa, chiusura dei giardini e dei parchi, chiusura della limitazione di uscire da casa e introdussi i famosi 200 metri, sono stati introdotti in questa regione i 200 metri, chiusura domenicale dei supermercati. Questa è l'ordinanza cardine. Scusa un attimo, i 200 metri, vi ricordo che abbiamo introdotto tutti e 3 elementi restrittivi rispetto a quello che prevedeva il governo. 2 giorni dopo esce un altro DPCM che proroga il DPCM fino al 3 aprile. Il 1° aprile lo proroga fino al 13 aprile. Andiamo avanti. Esce una seconda ordinanza mia, chiusura delle aree verdi, e quindi la viene portata questa qui, sempre i 200 metri, chiusura domenicale, introduzione ai limiti di mercati pubblici ai casi del piano del sindaco. Vi ricordate che si introdusse l'idea di perimetrare il mercato ai soli alimenti con l'ingresso e l'uscita, i guanti, le mascherine eccetera. Un'altra ordinanza, chiusura dei supermercati nei giorni del 25 aprile e del 1° maggio, che è oggi. Altro DPCM il 10 del 4, e questo è strategico, vi ricordate che l'11 chiusura totale di tutto. Il 10 di aprile il governo, il Presidente del Consiglio fa un DPCM e dice disciplina organica delle limitazioni con allegate indicazioni specifiche, ci accompaiono i codici Ateco. Dice fino adesso avete chiuso tutto, tranne le filiere, quelle dell'alimentare e quelle sanitarie. Adesso vi permetto di aprire alcune attività. È da questa data, dal 10 di aprile, che comincia lo sblocco. Quando io dico guardate il lockdown finisce con questo DPCM che autorizza l'apertura di un bel po' di aziende con dei codici, ma introduce il principio anche delle deroghe se uno non ha il suo codice nella lista di chiedere deroga al prefetto, oppure di aprire col silenzio assenso. Dal 10 aprile inizia questa apertura. Introduzione di vendita per i bambini, di vestiti per i bimbi, librerie e cartolerie. Io esattamente dopo 3 giorni
faccio l'ordinanza e dico cosa? Chiusura domenicali alimentari, quella la sapete, no? Uso di mascherine, guanti e altre protezioni in pubblico negli esercizi commerciali, quindi è più restrittiva perché il DPCM non prevede la mascherina dappertutto. Applicazione del protocollo sul lavoro, noi richiamiamo il protocollo sul lavoro perché avendo aperto le aziende con le deroghe, con i codici Ateco, il 10 aprile io mi pongo il problema di dire scusate, ma quelli che vanno a lavorare dovranno essere tutelati dall'applicazione delle regole sul lavoro. Assistenza al parto, abbiamo introdotto il fatto che il coniuge, il partner, definiamolo così, possa andare al parto e assistere al parto. Eliminazione dei 200 metri, vi ricordate dicevano liberi tutti, io ho detto no, 200 metri, ma perché? Perché ci siamo allineati col DPCM del 10 aprile che non parlava di 200 metri, diceva nelle vicinanze dell'abitazione, quindi noi eravamo più restrittivi. Abbiamo limitato la vendita di vestiti per bimbi, librerie e cartolerie a 2 giorni alla settimana esclusi festivi. Il DPCM del 10 prevedeva tutti i giorni. Facciamo un'altra ordinanza. No, è quella di ieri questa. È del 24, ma passiamo questo errore all'avvocato, quindi ve la correggeremo dopo. E abbiamo detto cosa? È un allineamento rispetto a quello che prevede sempre il DPCM del 10 aprile e quindi cosa facciamo? Reintroduciamo le vendite tutti i giorni per cartolerie, librerie e negozi per abbigliamento per bimbi, bisogna aggiungere, a volte ancora manca. Andiamo a riaprire le fiorerie perché è previsto da una circolare del Ministro dell'Agricoltura. Orti e boschi, idem. Apertura cimiteri. Abbiamo, intanto ringrazio i sindaci perché mi rendo conto che quando fai le ordinanze così al volo, del resto guardate, noi riceviamo i DPCM, uno l'abbiamo ricevuto alle 2 del mattino, fate un po' voi, e doveva essere, i DPCM sono operativi subito, non è che vai... ringrazio i sindaci per l'opera, come si può dire, di comprensione e posso capire anche se qualcuno magari ha avuto qualche momento di dire adesso come faccio, però siamo una squadra. I sindaci giustamente a macchia di leopardo avevano chiuso i cimiteri, non erano tutti chiusi in Veneto, e li hanno chiusi non per un vezzo personale, ma li hanno chiusi perché c'era una circolare del Ministero della Salute, ma non del Ministro della Salute, del Ministero della Salute, che giustamente poneva la questione dell'assembramento al cimitero possibile, insomma possibile fino a un certo punto, e pensavo alle persone anziane. Si riaprono i cimiteri, quindi grazie ai sindaci per la comprensione, so che non è facile, non è stato facile, però diamo un servizio che ci viene richiesto da mamme che hanno perso i figli, da coniugi e da figli che vogliono andare a trovare i genitori, i parenti. Abbiamo introdotto poi 3 temi che sono stati già affrontati da altre regioni e sono operativi, per cui non ci siamo inventati nulla. Le imbarcazioni andate in Liguria, i cantieri navali, ma penso che anche l'Emilia Romagna lo abbia fatto, lo stia facendo, forse lo sta facendo anche il Friuli. Cioè, noi abbiamo il tema di questa industria che ha magazzino, ma deve collaudare il mezzo, lo deve consegnare e poi ci sono le manutenzioni. I lavori edilizi minori, perché? Perché anche altri colleghi hanno detto sono autorizzati come codice Ateco, ad esempio gli elettricisti e gli idraulici, ma senza le opere murarie uno non riesce a entrare in una casa e quindi abbiamo cercato di metterci anche tutti i lavori edilizi minori rispetto all'edificio esistente. Non è che uno fa un condominio e dice boh, è esistente perché ho il cantiere, no, stiamo parlando di civili abitazioni e di lavori ad esempio sulle attività produttive necessarie per la ripresa. E penso che questo sia il minimo, cioè pensare alla ripartenza e pensare di non avere l'impianto elettrico che funziona o l'idraulico o qualcos'altro, il sistema pneumatico di una linea, cioè, penso che sia logico. I cibi per asporto, facevamo già il delivery, cioè la consegna a domicilio, pizzerie, gelaterie, quello che vi viene in mente, ristoranti, bar che magari portavano i tramezzini a domicilio. Abbiamo nell'ottica che molte aziende sono aperte, da quel 10 aprile molte aziende si sono aperte col DPCM, non
con le ordinanze regionali, abbiamo pensato che ci sia intanto una necessità di approvvigionamento, visto e considerato che man mano aprono aziende, ci sono una serie di lavoratori che hanno bisogno anche di rifornirsi di cibo, e è altrettanto vero che la consegna a domicilio salta perché è un operatore, cioè, che so, di un ristorante, di un bar, di una gelateria. Abbiamo previsto l'asporto, abbiamo fatto questa mattina, l'asporto vuol dire che questa mattina abbiamo fatto una circolare esplicativa a firma del dottor Dell'Acqua, che vi consegniamo, che dice cosa per l'asporto. E qui ho concluso, e grazie a Danila. E poi magari, avvocato, se correggiamo quel punto, così la diamo subito in distribuzione, correggiamo il punto su cartolerie, librerie e consegna, così poi la consegniamo. Accade che la circolare spiega bene cosa significa asporto. Io spero di essere utile ai tanti cittadini che magari vogliono avere più informazioni. Asporto significa che si esce di casa da soli, perché è sempre valido il tema che l'uscita deve essere individuale, a meno che tu non debba accompagnare o avere con te una persona non autosufficiente che non può stare a casa da sola, un disabile da accompagnare in generale, piuttosto che un minore che non puoi lasciare a casa un bimbo di 2 anni da solo perché deve andare a comprare il pollo allo spiedo, piuttosto che altre derrate alimentari, che può essere la vaschetta di gelato o quant'altro. Allora, per essere chiari, si esce da soli per andare ad acquistare, lo si fa solo ed esclusivamente con la prenotazione online o telefonica, si ritira il cibo, la derrata alimentare in generale, gelato, pizza, quello che vi viene in mente di acquistabile, pasticceria, si va a consumare a casa, non nella panchina vicino al punto vendita o da altre parti. Si esce da soli, si prenota online o al telefono ciò che si vuole comprare, si va a ritirare, si torna a casa per consumare. Questo fino al 4 maggio funziona così. Non è stata un'omissione, davamo per scontato, ma è sbagliato, l'errore è nostro, che si ricordasse che l'uscita di casa si fa individualmente perché è sempre valida quell'ordinanza. Questo ci permette di non avere assembramenti, ci permette di dar servizio ai cittadini, ci permette di non mettere in pericolo la salute dei cittadini, degli avventori che vanno ad acquistare, ma anche di coloro che sono lì per la vendita. Quindi, perdonatemi, si esce da casa da soli dopo aver prenotato l'acquisto online o al telefono, si ritira e si torna a casa a consumare il cibo. Quale che sia il cibo, anche se uno va a farsi fare un bottiglione di spritz, se lo porta a casa. No, lo dico perché è bene essere chiari, quindi se qualcuno vi ferma e vi contesta perché siete con l'auto piena per andare a comprare il gelato, vi può fare un verbale. Se qualcuno vi contesta perché andate da soli e vi fermate a mangiare il gelato in una panchina da qualche parte, siete multabili perché dovete tornare a casa. Questo perché ve lo dico? Non perché ho, come qualcuno dice, che ho manie di persecuzione. Siamo in linea con quello che dice il DPCM. Allora la sintesi qual è? Che noi abbiamo semplicemente applicato la legge, lo avete capito dalla descrizione che vi ho fatto. Lo spartiacque nei DPCM è il DPCM del 10 aprile, che scioglie la chiusura totale. Allora, noi la chiusura totale ce l'avevamo con l'apertura solo della filiera alimentare e sanitaria fondamentalmente. Scioglie la chiusura totale e dice quel DPCM, questa è la lista di aziende che possono aprire. In più ti dico che oltre a queste, altre chiunque può chiedere una deroga alla prefettura, e ti dico inoltre che se la prefettura non risponde, apri lo stesso. Ed è esattamente quello che è accaduto. Ma non si dica che qua c'è qualcuno di irresponsabile che firma ordinanze volevo dire una parolaccia ma non la posso dire a quest'ora, che firma ordinanze alla Carlona. Vi lascio questo testo, mi farebbe piacere che voi lo pubblicherò anch'io su tutti i nostri portali,
perché almeno i cittadini hanno una dimensione di cosa sia la vera storia dei DPCM e delle ordinanze. Le ordinanze sono tutte in scia e rispettose dei DPCM. Se oggi io volessi dire ai cittadini andate a fare passeggiate, non lo posso fare perché il DPCM dice che non si possono fare le passeggiate distante da casa. Il DPCM dice nelle vicinanze della residenza. Qualcuno dice perché avete agevolato così tanto il mondo dell'agroalimentare? Perché è previsto nel DPCM la deroga formale fin prima del 10 aprile che l'alimentare non abbia limitazioni se non quelle della regolamentazione degli accessi all'acquisto, vedici supermercati. Tanto è vero che noi come Veneto siamo stati più restrittivi chiudendoli la domenica e i giorni festivi, quindi sono chiusi oggi, sono chiusi la domenica, oggi che giorno è? Sabato, quindi è chiuso la domenica, cioè domani, e sarà chiuso anche il 1° di maggio.